Auspician Ale Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ciao, ciao, come stai a Bienvenida a Ale Parey Lafare, la programación de la familia piemontesa Adolfo Barale Gamba Lunga, Cida Freire, Córdoba, la Argentina. Ok, con el programa 173, era una portada visita. ¿Cómo te estás, Paulín? ¿Cómo va? ¿Cómo te estás, Paulín? ¿Cómo está toda nuestra cara audiencia? Y como las dije en que suman tra, no me presentelo. Rubén, ¿cómo va? ¿Cómo te estás? Bienvenido a Ale Parey Lafare, a la battuta Tacum. Es un sì, un sento come un panin, entre il mese di lui Pablo, ma le piccherai per me, perché mi sono acostumato a ascoltare la programmazione da davanti, telefonino. Stavolta voy a ascoltarla tan Tan 30, ¿eh? Hoy nos visita Rubén Amadío, nacido en Lima y actualmente viviendo en Sunchales. ¿En qué induma chacharé un po' la campaña de Teta Lafare dalle vacche? Vamos a hablar un poquito de las vacas, de los novillos, dai buccin, da un po' di insomma para, Proprio come las dite, se bin nostri nonno, nostri immigranti piemontesi, quando l'hanno venuti del Piemonte, dall'Italia, per sia l'Argentina, l'hanno venuti per sembler gran, per fare agricolo. Ma dopo un tempo, io sì, specialmente per la regione nostra zona, per il motivo che tu già sai, climatico, la pieva, hanno andato passando da poco a poco a quello che noi diciamo la ganaderia, la produzione delle bestie, la produzione della carne, tanti come lei, ma è una produzione che in un tempo è stata la più importante che la via nostra zona, la nostra pampa gringa, per le sinte che sono noi, e un po' magante che sono noi, abbastanza tanto. Paolera Rubén, Ale Brumaray. Ma mi chiedo che lei per l'antacaffè per cercare i soldi, tutti lì, con i vecchi, perché con l'agricoltura la aspetta il ciclo che fa, ha passato tanti mesi, c'è per niente. Una volta all'anno abbiamo di soldi, come il grande. Sì, perché sembra un grande. E tu sai una che casuma da sì che se le vedi sulla vive con il grande, per cui in quei di alla cambiato abbastanza tu, al fare come dicevi, sui sette, né? In che mi riesco. Sì, veramente da agricolo all'ampassato a produttore carne o produttore di lei. In che attorna andare, ma andiamo a parlare un po' di una razza che Rubén alla via l'allevamento e bestie pure e pegri. Proprio della razza Simmental. La razza Simmental è una razza che si chiama continentale. Spiego un po'. Dai, in che tu no? La divisione dei razza per niente sono i britannici, che sono originari dell'Inghilterra, la Scozia, la Berlin Angus, Hereford, Shorton, Jersey. Dopo che sono Sewin, che hanno la Geva, il Gavas Long, i Urielonghe, sono dell'Asia, la India, Pakistan. Para explicar un poco en Castilla lo que nosotros le decimos los cebú, sería, la bestia originaria de Europa, la británica, y los cebú, que no hay di sola. Los cebú son dell'Asia, della India, Pakistan, per lì. Lì il Nelore, Gir, Brahman. Il Brahman le parla la India, l'americano, ma le co una razza cebuina. Dopo i razza che chiamiamo sintetica, che lì hanno origine definita perché la fa la con una mescia del sangue. Lì il Brangus, Braford, Santa Gertrudis, tutte che lì siamo sintetiche. I degli Haiti che sono originari dell'Europa, perché lì sono i continentali. Piemontesi, Charolai di Busini, Rodakità, Normando e così una patella che lì che siamo continentali perché sono originari dell'Europa. Ben parai, una bella spiegazione. E insomma, tu mi parli
è una razza che te non le va a vestire, il Simmental. Per cosa sarne che razza lì? Prima di tutto, insomma, da due è il Simmental. Dai, Il Simmental è originario della Suiza, sarebbe dal fiume Sime. Del Val del fiume Sime, da lì sono originari, e non tanto distanti dal Piemonte, perché del Piemonte alla Svizzera è la Magda crucei in montagna. Poco e niente. E per loro si chiama Simmental. E lì, come tutte le razze continentali, poca grassa, più muscolo che grassa, e sono pesanti. Sempre più pesanti dello che ti smia a te, allora peso sempre un po' più dello che ti smia. Perché la grassa ha meno peso che se il a ese tanto muscolo, invece che le greva, quando la monte su la balanza le greva. Carne magra, lo que le llamamos no, acá, ¿eh? però che niente un piace poco. Poco e niente. Vale, la da vedere Así que grassa. esta raza Simmental está bueno, como decía Rubén, ahí es una raza suiza, originaria ahí de los valles de Suiza, que bien cerquita de Piemonte, como decía, con, digamos, una raza carne, carne con poca grasa, sí, mucha fibra, que por ahí Rubén lo que explicaba es que a veces uno calcula comparado con otros animales por ahí con el tamaño, pero estos son mucho más pesados porque la carne es mucho más pesada que la grasa. Esatto. Proprio para L'olio è una caratteristica di tutte le razze continentali. Piemontese, Copalei. che culminano le bestie sì? La, Tutte stese le bestie o a varia, insomma, per la pan color definì, pelesi rus, scur, pelesi tostà, giallo, ma originariamente è sempre magia, è una vacca magia. Quando hanno passato la Suiza, la Austria, la Germania, l'hanno cambiato il nome. L'hanno chiamata Fleckvieh, che scrive Fleckvieh, che è Fleck una magia e Vieh è una vacca. Pare che sarebbe una vacca magia. una vaca manchada. Però vi pare. Allora l'Argentina l'hanno entrato dall'Almania. Pare che l'Argentina quando sono entrati l'hanno fatto entrare come Simmental, l'hanno entrato come Fleckvieh. El BDC, come la chiamavo? Perché gli argentini per Fenet non sono i campioni. Bene, si la chiamavo Flevi, Fleuvi, Flevis, Fleufuerte, Come piaceva. proprio come fuma con il piemontese. Eso sì, la sangiasse da una forma per essere tutti stessi, insomma, per lei. Proprio l'associazione a criadores da Fleckvieh l'hanno cambiato il nome, l'hanno invitato Associazione Criadores da Fleckvieh Riga Simmental. Paese, a di Simmental è più facile che di La verità è che per me è più facile dire Simmental, perché se lei dice il nome lì in tedesco, veramente un po' sta. E vedi lui che sono giovinot, non tanto, No. te scordas bene sì che a Verdin Angus lo chiamavo il Polango, El e da due andava al nome lì. Saipa. Il nome è Paul Angus. Paul le da Poliet, che vuol dire moce, Moce. senza corno. Pare che sia Paul da Poliet Angus. E niente, lo chiamavo il Polango. E me lo fai. Tanti con la C lo finivano dentro, con l'anco. Ma di Paolin per fare il nome, summa No, speciale. sì, niente. La staccata, insomma, per che il lavoro sia da un livello bestie alla staccata da Juginot, la andate a studiare. ¿Cómo empezaste el trabajo este de la crianza de animales, digamos así, de una raza? ¿Te tuviste que ir a perfeccionar o estudiaste o ya te gustaba? ¿Cómo le la fare? Un tiempo alla gente. No, studié niente, mai studié in mia vita. È un po' che casualità. È un po' che casualità. Niente la view raza Shorton. E il Shorton era nota piccina. Come tutte le razze britanniche da sì, l'Angus e l'Hereford erano nota piccina. Avevano perché i cos più grossi, Per aver chilo. per aver chilo. Allora, un po' che casualità, una amica di mio padre
affittavano campo da canta agneti da così e la cattà tutto calera Russia con cimentar. E la piacima che l'omlico e lo matacassa che due gira per te che si occupa. E lo matacà in Buenos Aires General Villegas lì lo mandai e sono andai lì con l'auto mi pare era més maravilla podían de mi l'havia 22 anni perché lui era dell'80 lì lo matacà Cosa ha scattato la prima volta? Tor e vacche o Tor sul? e mi l'ha cattata 4 vacche in toro e l'autò l'ha cattata 3 vacche con il bucino in pe con il bucino allora che lo ha portato tutto. E dopo, insomma, Luca, l'has portati per lì cruciero e con la crucia lì, con esa cruza que vos ibas a hacer, ibas mejorando tu genética de lo que tenías, insomma, para él. Proprio per la mitosi transcontinentali ha detto che sono per cruciere. Allora, ti vedi, niente, Roma Trivila, abbastanza a principi, i bucini hanno nascito troppo grossi, Ah, ma fai due passi al medesimo tempo, che ti fai il passo poco più lungo che dà la gamba, strambiche. certo. Non mi abitai un toro da 1000 kg a una vacca da 300. Una vacca cicca. Claro, allora, dopo, quando dobbiamo attaccare a vedere già i figli, io messa sangue, io più grosse, dove sono Un'altra cosa. No, e con la razza era troppo grossa, perché in Bucin sì, Sant'Anà dal promedio 35-37 kg, la femmina un po' meno, insomma, la femmina è 2 kg meno che il macho. E che Sicilia vio 42, 43, è troppa differenza. Mucha diferencia, digamos, de cuando nacen, digamos, los terneritos, como quien dice, casi 10 kilos de diferencia de un Holando de acá a el Cimental. ¿Eh? Quello mi pare. E con la differenza con il die gesta. Il continentale, insomma, il die gesta una vacca è 283 di, ma bueno, el Angus ha dicho que evita 278, el cimiento le evita 284, 85, el Brahman evita 290, guarda se non è differenza. è abbastanza differente. E gli ultimi di la gesta Gucci le cantapì a Kers, entre la panza della mare. Dice che Kers 400-500 grammi per dì. 400-500 gramos por día crecen, los últimos días, digamos así, de gestación. Pare che 400 di per gesta Sì, sono 2-3 kg. sì, sì, sì. Tamanho dal, Esatto, dal questa grossa, una vacca cita come la via Certo. vacche sortoncite, difficoltava. Una domanda che avevi fatto, la razza Simmental, alle marche per produzione, è car o se ti l'avessi da musina, chi la sa data co? La vaca originalmente era tre propositi, Fart, Light e Forza, perché l'attaccavo alla Slovenia, perché è una razza che è mans per natura. Per natura è una razza mans. E Light, bene sì, la manzanilla per Light, non me l'Olando argentino, per covas tribile con un'altra razza, ma l'Europa la uso in pura ure. Así que es una raza que por la mansedumbre que tiene, como nos cuenta Rubén, es multipropósito, ¿eh? Para la carne, para leche y para hacer fuerza, ¿eh? Per tutte e tre cose, ¿eh? Para ahí faceva pada manca da un cavallo, insomma, para ahí, ¿eh? Durava con una bestia. Ma bene, l'Europa dura un paio di cavalli. per No, forza. no, No, perché una volta la puntata i piemontesi là che dice che la vio la vaca faceva il casco al bœuf, però la vacca, tutta che attaccavo la vacca perché la vacca la durava un po' per forza e dazia lei e faceva col bucin per mangiare. Tre cose come prima parei, sarebbe proprio parei. Mi credo che tra Italia, ma la musico, perché tra Italia si chiama Passimenta Bianca Fleckfield, e si chiama Pesata Russa. Pesata russa.
che è una macchia russa. Pesata se sul sbagliava il dilo che noi diciamo ovvero. Una vaca giaia. Una Una vaca giaia. Parei saria la fare, parei saria la Però fare. ripete. Clepesce sì, Clarrasa sì, insomma. Vai alla da importanza Lucalà da Mangela Bestia y Lucalà dal San Pur, insomma, para ahí. ¿Cuánto tiene que ver en porcentaje? Lo que vos le das de comer y lo que la sangre, el pedigree que tiene por ahí. ¿Necesita más comida, menos comida, comida buena, algún sustrato de más que le agreguemos? ¿Cómo le la fare? E insomma che la resi 50 e 50, perché la genetica è più importante, ma se la spada mangiare, gli è pas Más genetica para avanti. che ogni avanti. Ma tutte quelle razze lì danno molta ganancia al pes per lì. Allora, da manca abbastanza da mangiare, ma poi da manca che sia da Tambuna. tan buena qualità. Tambuna pastura. Ma la zampinilla è la panza. La panza. La zampinilla è Así la panza. que, digamos así que necesita gran cantidad, la convierte en carne, digamos así, pero no necesitan que sea de primera calidad la pastura, digamos así, pero sí cantidad. Senti, insomma, in Olanda me le sì, come mangia? Sí. Una Sì, grossa una grossa quantità, una pedra. E magari all'Olando hai fatto una manca un po' di qualità. L'Olanda la manca qualità, Qualità. sì, qualità proprio, sì, la manca qualità. Se ti dovesse dare un consiglio a una persona, un campagnino, in Ciacare, che aveva che non le vede, insomma, il canacca di Ghine, cosa gli conviene? Buttare il tor flevi a sue vacche o tacché a catena poc e vacche flevi e buttare sotto? No, l'Ubiles è sempre Vitertor, Sempre il tor. sempre Vitertor, perché il Tor da 40-50 cucina l'anno, la vacca da in Il suo. fa Piles Come il toro. a Vitertor. Belle sì, tanta paloma, insomma, dal colore del cimentario. Pure in l'Argentina sono quasi tutti quattro rosse con la faccia e gambe bianche, perché niente sì, non piace che sia Che sia vestire bene. che sia tutti del medesimo colore. Come in Masnada, tu vedi? Hanno avuto tutti Sì, ste. sì. C'ha certo un po' sbagliato, Se, che lì se le hace, e tu guarda se le hace il bionde, Insomma che con la bestia se non hai nemmeno problema a parrupa, a farlo fattare. la grande es più facile. sí, para giudizio. Así que acá, digamos, en la Argentina, digamos así, por gusto, se trata de buscar que sean todos colorados con la cara y la pata blanca, digamos así. E la macchia, tanto un nigoi, le caratteristiche della razza e le più importanti. All'olivo giustamente. Calabria, la macchia, tanto un nigoi. Venesil, la raza che più difetta la con l'olile, il Hereford, que une l'angia stacca a Cernilo che l'aria pigmentazione, tanto un tecnico, per la malattia, per la keratocongiuntivite. Sì. Le più Le importanti. vacche che hanno la faccia lì, il pelo scuro intorno da lei, la macchia intorno da lei, vengono con lei meno malati. Proprio per lei. Sarebbe lo che lo fa il parpel bianco all'assa passei il rai come ultravioleta, il rai cattivo dal Sí. sud. Y hace como filtro, digamos. Claro, se l'ha il parpell bianco, No. fa pas filtro. Allora, a farlo più debole e la batteria lì addentra più facile Infatti. e fa sapere la malattia. Sería que maladía lì che llega più, los ojos son rossos. Exacto. Por ahí vemos los animales, cuanto más clara es la cara alrededor de los ojos, más son propensos a enfermarse. A enfermarse. Pero- Por eso que se busca, Cerca vengo mala. por eso que se busca con, digamos así, la aureola alrededor del ojo oscuro para que filtre los rayos y no se enfermen tanto. Proprio per- Magari dico una cosa fuori diciamo, la programmazione, perché la stuviste che in Tican a Bardo il colore della Lega,
Las tuviste. Andaiet et raze vaqueti que las trabaja con el bestie que a trabajo co que abardo con el colore la lenga o no? Niente. Lì mai ascoltato Mai visto. qualche cosa lì, Ah, ma che gli canse, el l'hai cáncer, visto? el cáncer. Ma no, e va che credo Niente. che no, credo che no. Ti dizies, ma Pirur, da tutte le razze che avevo dall'Africa, diciamo, pare da tutta la parte d'Europa, che lì che avevo con iurie più lunghe, vengo dall'Asia, no? Proprio. Belle sia per sportero, belle sia all'Argentina, diciamo, parai, Pelles trabajero più o meno un medesimo a la forma así o la da trabajero un'altra forma. Tenés que trabajarlo de otra forma distinta. Según la raza tenés que buscarle la forma de trabajarlo, digamos. Insomma, il raza puin a servo tutti. Adesso che nel mondo in è da 900 a 1000 razza. Lo lì dipende da chi vita dati perché è che giunge sono una crew si appare a distante razza ma Andai noi per le pare da 900 a a 1000. Mila. Allora, dopo ti las da serni anche il posto che va a sbitela A e Mila. per co la sta manca Per cosa la sta raza manca? lì. Però ti vas a viten en Orlando del Chaco e neanche viten un Sewu Belesì. No, alla Pagnese, Avevo ma la pazienza, la non va pazienza. No te sirve, digamos así. ¿Eh? a ser, ma per come vas a fare? Vas a viten una vessa grama, con resistenza ai sansare e alla caut, e per come vas a viten la sì. Una raza che es el grasso piglies che chi lì e avevo perfettamente sì. Giusto a posto con lo che la ora e con lo che la prima, che venta paca mangia tanta qualità, ma secca impinisa la panza. Però se diciamo in casche, in campagnino, in ciacarè, l'abbia un tocco terra chi lì, gran, lo che noi diciamo cagnada o quasi cagnada, un tocco terra chi lì che in piante salvai, che in pastura che le patan buone. Quelles tiene lì in drinta e va a chiamare Deo de cría, como dicen aquí, va a chiamare la raza Simmental. Insomma, il Simmental alle originali dalla Fioca sono picche fredda e non è spatterà tutto il mondo, non è finante l'Africa, perché è una razza che si adatta al posto dove è. Come l'anni i seguì il Quran lu sotto il col, che lui lì il Quran con più spesso, molto più spesso che l'Angus, e lui lì è secco per la cava e per gli insetti. Per lo che le pa, non si vuole, ma si adatta si adatta Diciamo che se ti lasci un tocco in terra, che le passa un piuttosto in 30 gram, e poi sapere è vacche perfette, vacca di cria, come diciamo in Castiglia, in quel tocco lì. proprio pare. Ma per esempio, per niente, lo più importante è sempre fare necessario. Sempre l'importante è necessario. Perché lo che si chiama il vigore ibrido, il cult e il sang a faca sia, il bucina sia più fertile e più guadagnanza al paese per lì. Pare che E meno malattie, poi. meno malattie. Así que lo più importante, sanità. digamos así, es siempre mantener cruza. Sì, a niente non piace vedere tutti i vacche, Tutti stessi. i vacche o le vacche Spero sono tutti lui malati. del medesimo colore, Tutto bene. ma commercialmente le fa también vale, perché da fuori per le nero, rosso, bianco, ma sia, ma per dentro la cam Lì lo che apporta lì non importa. Sì. Allora si ti mescia sempre raza alla va sempre tenere più sanità, più fertilità e più guadagnanza al paese per lì. Nauta raza, scusa Paolino, nauta raza, diciamo, parai a questa che insomma cammina a parlare, che sia abbastanza estesa, diciamo, parai per Mercella.
digamos así, que tenga prácticamente las mismas características, otra raza por supuesto, pero que tenga unas características similares que se puedan mezclar por el tema del nacimiento de los terneros, como decías vos, per i cucci, perché son più grossi, per ender piles, insomma, para evitarse el paso, como contaste vos anteriormente, que bueno, tenías los terneros muy grandes cuando nacían y por ahí, bueno, las vacas se arruinaban, renegaban. ¿Hay alguna raza en el medio ahí? ¿Cualquier raza? ¿Harán vacas así, insomma? En ayer perdite il limousine, che è una razza continentale, un po' piccita che il cimentale. Ma il cimentale che da io vuole in l'Argentina, le palme decim cimentale che l'entra Europa. Perché niente si subito bituma la razza la giornuma alla Lucaluma da manca niente. Pare Sí. che tutti i cimentali terrestri in Argentina vuole sono moderati. Moderat taman, el fren vivaz, disuma. Entre Europa el fren la desi. Set, et, belesile, sin. Ah, Para que le modera. digamos, es como que la cruza ya como que se estabilizó, digamos así, ¿eh? En Argentina, per quasi 100 anni, la razza l'aveva desi una volta piccita, perché se ingrassava pilesi. Piles. Mi padre contava che non era molto sordo, diceva che il toro che aveva i gambe più corte era il più bello, sempre. Ah, E diceva una volta piccina, il ple lungo, fino a fare a risolini, eh, e dopo per lì, nel 1970 per lì, l'attaccava, pensa, se vede, io di un po' grosso, pillado. perché ne aveva più quantità di cane. E ne era pazzando per fare più grosso. Per lì, del 75 davanti, l'attaccavano San britannico, ma che era dai fare americani, più grossi. Allora lì l'attaccava A Mercé. a Mesché, a fare i Pigros, e dopo l'hanno passato dall'altra parte. Io ero già troppo grosso. Mai il punt més. No, Però allora l'hanno basata torna, dan torna l'anno 90 per lì, sì, di vestirsi in Argentina, tanta mai modera. E tutti razza, En tot el braç. tutti razza. sí, tú portes a lo que acá le llamamos la feria, la feria de bestie, insomma, per ahí. Eh, a PC, insomma, per ahí, la medesima due bestie diverse, da diversa razza, insomma, per ahí. El costo, el pago, lo que ti pides, ¿ale la medésima, digamos así, se cobra lo mismo de una raza a la otra el mismo peso o no? O por raza por ahí tenés un poco más de ganancia, digamos, para él. No, se parles del prezzo della carne, Sí, ¿eh? lo che l'has da guadagnanza è che niente si bituma che il rendimento in percentage è del 57-58%. È carne Claro, e una bestia. sí. E che sti sia l'anno 62-63%. Una il piccat. rendimento. Perché era un piccante. Allora il medesimo che rompe una piccat. Tal guadagnes tu lì un 5, un 6% più. E sentit Ma il prezzo quanto toccate, a vali quasi stessi, un po' più caro. Il prezzo va d'accordo alla qualità della Alla messa. Sì. lo que queda el chama, pienso que lo que el chamé queda es que sentir la tuques a la fera, la llevas a la feria para ir viva, que va lo que noi diciamo al remate, la subasta, sarà una differenza di prezzi. Sì, perché il masleca o HT Sì. guarda qui sa la bestia che il rende Proprio. e quella che il rende Proprio, va a pagare un po' Ah, va a più pagare un po' perché più. sa che va la paga qui perché sa che non da piccare. il rendimento proprio parecchio, sono va fuori. No, 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 no. per l'uomo fa anche il travaglio. Il Maslè. Diciamo che parlando del tamaño dei bestie, niente sì, una vacca da essere 450 kg, intorno 700-750 kg, in condizione di lavoro. Ora proviamo a fare le schede del toro che lavora,
Perché te la fai una volta alle scherme di due croto, lampadina, No, no. lo sai che il padrone l'aveva catanto, Sì. la portava alla ciaca, la lasciava lì in ciaca, 2 o 3 dopo, andai torno alla ciaca e la chiamai all'impiegato lì, Giovanni, a lavorare al toro, a lavorare lì. Ma no, come a lavorare, tutte le dita cammina ciulè. O sea que cambié más por más cadena de trabajo del autor, ¿eh? Il primo è il lavoro del toro. Ese era el trabajo del autor, ¿eh? Tutta l'incontrare il microfono. Bene, bene. Vai de tem da che anà a Bucin di Zuma a portelo a un paese moderà per portelo alla fera, tu che la bestia alla fera. Quanto tempo passa? Cambia un po' dalla roba che hai dato a mangiare, cambia da di sta all'inverno, cambia por ahí, por mucho por ahí, con el frío, con el calor, ¿tiene influencia o varía por ahí por la cantidad y la calidad de comida que tiene? No, dipende molto della mangiare che dà. Lo più importante è la mangiare che dà. Per lì senti, sta a che un po' alla meno guadagnanza per lì del paese, per la causa. A mangio meno, a mangio meno. Ma meno, avevo troppa terra, che lo lì Sì, va via, va via. Insomma, La genetica, sa, genetica e mangiare e no, dipende il tamanho che ti lo svendi, ma benché per che è un bucin del nan alla 350 kg, facile, bim. insomma che parliamo di che ti dà sbin da mangiare, che tutta unia ben, che sia una pastura magari a pat prima qualità, ma neanche a decima, una roba lì mesa. E una volta che fa la da che la fai ad espipere il bucino, ad estettare il terreno, quanto è il tempo che tarda o quanto tempo aspetti? Belle segneti lo delle spipuma, insomma, per lì a 6 mesi di vita più o meno. E dei campi, perché non vedi l'Argentina che fa stesso, Tante teste, tante idee. no, ma la qualità Alle troppo lunga e troppo larga. proprio. Allora, in dei campi più duri, insomma, allora spiego piccini, perché sennò la vaca mica tanca al bucin capipa a fa pa il ciclo riproduttivo. Sì, perché chi ha gli dava tutto. Proprio, all'as da despipeie il bucin, perché chi la seguita. E invece vede sì che le vacche mangiano bene, lo fai stesso, la vacca fa stesso, ha seguito stesso. Là il bucin di 3 mesi e per già si ingesta da un bucin. Insomma che noi per le sì, dobbiamo essere l'uso e vendere, come diciamo sì in Argentina, ma molto carine, Proprio. Calena, sai pa se l'Italia che categoria lì all'ampero, per le sì, una volta era che costuma lì. Sì. Alla tocca los mamones, insomma, che poi ancora, il più parin alla fera. Sì, guarda che portavo alla fera e l'avevo 180-200 kg il paese vivo. In che vuol dire una crudeltà Sì. proprio, ma a pesarlo lì, pure qualche abucin da Creta lì a pesa per sempre. Pasa. Sì. Hoy en Alem Paracapara nos está visitando Rubén Amarillo. Rubén Amarillo, que nacido en Lema, actualmente viviendo en Sunchales, que un cabañero, ¿cómo se dice cabañero en Piemonte, Paulino? Quattro alo no. Quattro alo. Quattro alo no. Idea Salía per su acá. en allevatore bestia pure. Proprio para, Así que bueno, el cabañero, el allevatore, le bestie, diciamo para que nos está contando un poquito de la raza que criaba, de las condiciones que necesita por ahí, del tiempo, y bueno, comparándola un poco también con todas las razas que hay acá, digamos así, en la Argentina, la cantidad que hay, las mezclas por ahí que hay que hacer para mantener por ahí calidad y todas esas cosas. Y
como decía Rubén, por ahí acá estamos un poco acostumbrados a que nos gusta ver todos los animales iguales, ¿eh? O todos blancos, o todos overos más o menos parecidos, pero no tener los colorados con los overos, los holandos, así todos mezclados juntos. L'Emmei, se tutte le specie sì che sono en levament, un sarà, están cerrados en un lugar como se usa ahora, digamos, el feedlot, están cerrados en un lugar que no camina tanto el animal y vos le das de comer. Alle, diciamo, parai, il tempo alle piqûre per il livello. Logicamente, perché guasta pa energia neanche per camminare, Niente. logicamente. Per lo che le razze sì continentali sono più importanti pure perché la genetica per la guadagnanza paese per lì. Allora, come fa neanche camminare e a mangio quasi senza cognizione, Sì, sì. alla una guadagnanza paese. Así que ganan mucho peso por día. Per dì. Ma è una differenza dalla carne fatta a pastiera, a pasto, come diciamo noi, a dalla carne fatta con tanti cereali, con tanta grana. Sì, mia pia il crin, ma anche per mia che per esempio le macelleria non è per piccare A pastiera. che sia ingrassata a pastura. Poche niente, sei una Poche niente. niente. Guai diga alla più dalla campagna, Ecco, senza permesso di preparare. di più barato. La dica costa poco e Te niente. la trovo prima che ti la sbagli. Trovarla perduta in cammino, in una strada. Diciamo che alla vaca ma quante titoli la sparei, conviene degli, a parte la pastiera e magari un po' per melinà o lo che sia, l'unica vengono dei pere, che sono i supplementi minerali. Aspetta di essere l'uomo. Sì, ma lì dipende molto dall'eva che lascia in tuo campo, in tua campagna, perché in ogni posto che per tante vite, perché lui questo lo fa per volontà, e per tante vite lo più fa perché lampada manca, perché Leva, lo più già da leva. lo più già da leva, sì. Le vera, magari la domanda sia un po' folle, ti la sa tanti che mi, però mi bestie sono fatte pratiche. Le vera che leva la metà, insomma, lo che fa la manca alla bestia, un'eva buona, insomma, che ha la metà della pastiera, che leva le tan come la pastiera. Se parli della pastiera, mi ricordo che leva il 60 o il 70%. Ah, Importante. Ma canta, le verità da mangiare sarà come parlavamo prima, no. No. Ma canta mangia mar terra, la pastiera más. Así que el agua, Importante. digamos, el animal que está pastoreando así en el campo, como quien dice, el agua es más importante hasta que la alimentación, tiene un 60%. El Eva que hacía dulce, salada, mineral, de la pared. La pada manca la cassia d'usa, ma che l'abbia i minerali che la manca. tenga, perché la vaca aveva un po' deve salà, fa pa niente, in piace pil. Sì, sale d'usa. Usa le me, tanta più avevo da terra, Sì. ma fa pa niente per bevi, deve salà, fa pa niente, ma la da lei, dipende la quantità del minerale. Bien. Rubén, saliu già per seguire a ciacciare un po' prima l'urea andate via. Ma almeno l'altro visto ascolta la E che da dritto. Ma il tempo alle cretina danno il tempo, non le vede bestie, ma se, fai l'assato. Ma figa mangiare. Venga, vaya. Pero para la menteza, ma niente, come decía de una manera. Así que bueno, agradecerle a Rubén Amadío, como le dijimos anteriormente, que su trabajo con los animales, en la crianza de animales para raza carne, que el cabañero, como se llamaba, en los viejos tiempos. Para que ringraziate qualche per velocia d'amba frenghe passa per sì per alle parole la fat che magari registriamo un po' qui. No, veramente ringraziamo, venga, stai.
con noi come la programmazione. E alla dai saca il piemontese. Alla dai secca. Stai proprio in questo. Bien. Bueno, de nuestra parte, Sadiul, será fin a la semana que viene con una otra programación. Fino alla settimana che viene, quando il Numa torna sì, a batte tacco. Ciao, ciao, a Senduma. Ciao, ciao, ciao. Da mattin fino alla sera. Auspician alle Parei Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. E brinduman alegría.